Le locali del DM Componenti Rio in maglia celeste, allenate da Federica Vezzù ed Elisa Salvetti, giocano col capitano Sofia Calore alzatrice, Cristina Polato opposto, Silvia Cecconi e Camilla Loro schiacciatrici, Valentina Viotto e Giulia Bettella centrali, Manuela Valese libero. Le ospiti del Mestre Volley Center in maglia bianca, guidate da Alberto Tonel, schierano Silvia Brunetta alzatrice, Nadia Chinellato opposto, Ilaria Boccalon e Roberta Zennaro schiacciatrici, Chiara Serena e Martina Marinetti centrali, Claudia Pasqualetto libero. In apertura il DM Componenti guadagna un vantaggio di 3-4 punti in virtù dei ripetuti errori delle mestrine in ricezione e in difesa. Le ospiti stentano a trovare il ritmo partita, dimostrandosi costantemente in affanno in ricezione e incapaci di produrre efficaci azioni in attacco. Il Rio bersaglia con battute ficcanti le mestrine che accumulano errori su errori. Le ospiti si affidano all'opposto Chinellato e alla banda Boccalon, ma i loro attacchi vanno raramente a segno e il vantaggio delle padovane continua a crescere, toccando le 10 lunghezze sul 24-14. L'errore della Zennaro chiude il primo set sul 25-16 per il Rio. Nel Rio entrano l'opposto Francesca Maritan per Cristina Polato e il secondo libero Deana D'Addio per Manuela Valese. La ripresa ha un andamento bifronte. La prima metà vede le padovane portarsi nettamente al comando sull'11-3, sfruttando gli imbarazzanti svarioni della ricezione avversaria sommati alle palesi difficoltà dell'attacco mestrino. Il vantaggio del Rio tocca il massimo sul 14-5, poi la situazione si inverte e sono le ragazze di casa a iniziare a sbagliare l'impossibile in ricezione e in attacco, consentendo alle ospiti di riaprire la partita. Spinte dalla banda quindicenne Marta Puzziol, subentrata alla Chinellato e dalla Boccalon, le mestrine annullano il passivo sul 22 pari. Cristina Polato rientra in campo per la Maritan. Nel convulso finale, le ragazze del Rio si vedono annullare ben 3 palle set dalle ospiti, tra le quali si mette in evidenza la banda Roberta Zennaro, ma 2 gravi errori consecutivi risultano fatali al Mestre, consegnando la seconda frazione alle locali. Nel Rio è confermata in campo la giovanissima Eleonora Berto, classe 93, già subentrata alla banda Cecconi nel corso del set precedente. Nel Mestre Nadia Chinellato rientra per la Puzziol. Il terzo parziale, inizialmente equilibrato, vede crescere progressivamente le padovane, che spinte da Polato, Loro e Berto staccano pesantemente le mestrine sul 20-13. Tutto fa credere che il match stia per finire, ma ecco il colpo di scena. Le ragazze del Rio sbagliano in ricezione, non riescono più a passare in attacco, si fanno prendere dal nervosismo. Le mestrine si rianimano, colpiscono ripetutamente con l'opposto Chinellato rientrando sul 23 pari. Si ripete quanto già visto nel secondo set, ma stavolta l'esito è differente. Il punto a punto si prolunga fino al 27 pari, quando l'attacco vincente sulla parallela della Chinellato e la ricezione errata del Rio, per il facile tocco della Boccalon, danno il terzo set al Mestre Volley Center. Le ospiti ripartono aggressive mettendo sotto pressione la ricezione del Rio, mirando specialmente sulla banda Silvia Cecconi rientrata al posto di Eleonora Berto. Le mestrine si portano al comando e guadagnano fino a 5 punti di vantaggio sul 12-7, ma le ragazze del Rio hanno il merito di non mollare, recuperando sul 14 pari grazie agli efficaci interventi della difesa e ai contrattacchi vincenti di Camilla Loro e Valentina Viotto. Molto positiva la regia di Sofia Calore. Il Mestre reagisce riportandosi avanti sul 18-15, ma tutto a un tratto le ospiti si bloccano e ricominciano a sbagliare in ricezione, in fase di impostazione e in attacco, subendo un micidiale break di 7 punti che proietta il Rio sul 22-18. Nel finale si mette in luce Eleonora Berto, la più giovane delle padovane. È suo il pallonetto che dà al DM Componenti Rio l'ultimo punto del quarto set e la vittoria. Il primo set praticamente non abbiamo giocato, infatti si è visto il risultato e
Poi c'è stato un risveglio e le cose sono andate molto meglio, abbiamo messo sicuramente in difficoltà le avversarie. Ci sono stati anche negli altri set alti e bassi che poi non ci hanno permesso di raggiungere il nostro obiettivo, ossia la vittoria. Possiamo dire che la partita non è stato proprio il massimo delle nostre aspettative, siamo comunque un gruppo giovane, dobbiamo probabilmente ancora amalgamarci, speriamo di farlo al più presto per ottenere migliori risultati. Di certo non posso dire di essere stata soddisfatta del risultato, se non oggettivo della vittoria di 3-1, ma per quanto riguarda il tipo di gioco espresso, le incertezze e le insicurezze che si sono viste ampiamente durante tutti quanti i set. Speriamo che sia stato solo uno scivolone di una sera e vedremo di migliorare il nostro percorso anche durante la settimana prossima. Siamo consapevoli dei limiti che abbiamo, considerato che abbiamo totalmente rinnovato la squadra, infatti i 3 dodicesimi sono rimasti l'anno scorso e abbiamo puntato chiaramente al settore giovanile. Infatti il sestetto base l'anno 18 fa parte di questa Serie D. I nostri limiti li conosciamo, ci auguriamo di fare bene, l'obiettivo è quello di mantenere la categoria e speriamo bene.